Iniziato ufficialmente il secondo mandato di Carlo Bagnasco a Rapallo. Dopo il giuramento in consiglio, la dichiarazione: non è il sindaco a funzionare ma la squadra. Campodonico presidente. A Santa Margherita Ligure il sindaco Donadoni riconferma in toto tutti gli assessori della giunta. Cozio sarà vice sindaco, Costa, Peruggi e Tassara gli altri nomi. Domani prima riunione del nuovo consiglio. Tutti possono aiutare la cattedrale, incontro con enti ed istituzioni per sensibilizzare il territorio in vista degli urgenti lavori di consolidamento della struttura. L'arte contemporanea in dialogo con la storia, inaugurata la Basilica dei Fieschi, preludio, esposizione delle opere di Ester Pasqualoni, a settembre nuove installazioni sul Monte di Portofino. I bambini dell'ultimo anno della materna Mazzini di Chiavari in visita al commissariato di Chiavari. Gli agenti hanno accolto i piccoli e mostrato loro i mezzi e le apparecchiature in dotazione. Premiata in comune a Chiavari la formazione giovanile della Virtus Sentella, vincitrice del Trofeo Beretti e della Supercoppa di categoria. Buonasera ai telespettatori di Tigullio. Oggi la politica amministrativa in apertura nel nostro telegiornale. Con il cerimoniale di insediamento dei consiglieri e del sindaco si è svolto il primo consiglio comunale a Rapallo del secondo mandato di Carlo Bagnasco. Nel corso della riunione sono state ufficializzate le nomine degli assessori. Vice sindaco sarà Pier Giorgio Brigati, assessori Alongi, Filippo Lasigno, Franco Parodi, Elisabetta Lai e Antonella Aonzo. Al loro posto sono entrati come consiglieri di maggioranza Maria Cristina Ardito, Alessandra Ferrara, Maurizio Malerba e Giuseppe Candido. Nominati anche i capigruppo, i componenti delle commissioni consigliari e il presidente del Consiglio. Sarà ancora una volta mentore Campodonico, eletto con 15 voti a favore e 2 astenuti. Sentiamo. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini. Inizia così il secondo mandato di Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo. L'emozione iniziale, tuttavia, si trasforma in ilarità nel momento in cui il primo cittadino indossa la fascia tricolore. Giuro che ho già fatto il sindaco. Grazie. Carlo Bagnasco torna in consiglio comunale forte del 78,04% dei voti ottenuti al primo turno delle elezioni 2019, che visibilmente si traduce in 2 ali della sala consigliare occupate da consiglieri di maggioranza e la minoranza relegata a 2 seggi. Risultato sottolineato da Salvatore Alongi, consigliere anziano a cui spetta l'onore di presiedere la prima seduta. Nel contesto di una maggioranza, seppur coesa come la nostra, vi sono tutta una pluralità di anime che saranno in grado di dare una visione politicamente aperta su 360 gradi per tutte le necessità e sfaccettature dei cittadini della città. Smorza i toni la minoranza del PD rappresentata da Mauro Mere, il quale rammenta che poco più della metà dei rapallesi si è recata alle urne e annuncia un'opposizione attenta. Il PD di Rapallo ha resistito alla mareggiata, uso diciamo questo termine che avete usato voi prima, che ha travolto chi si opponeva con una idea differente di città, non diciamo personalmente, al sindaco Bagnasco. Ha resistito e sarà qui per portare avanti le istanze dei cittadini, anche quelli o delle altre forze che non sono in consiglio comunale. Analogo impegno viene annunciato anche dalla new entry Isabella De Benedetti, capogruppo del Movimento 5 Stelle. Opposizione che voglio precisare sin d'ora che sarà non come una mera e a prioristica critica, ma bensì, se ve ne saranno i presupposti, una opposizione costruttiva e propositiva. Il sindaco da parte sua esalta il lavoro di squadra del primo quinquennio e rinnova l'impegno per il secondo mandato. Non ha funzionato, sapete, il sindaco. Ha funzionato, l'ho sempre detto, ha funzionato una squadra che mi ha portato ad avere l'80%, quasi l'80% dei consensi. Una squadra che io ritengo veramente efficiente, capace, che ha buttato il cuore al di là dell'ostacolo.
Ed è convocata per domani sera alle 21 la seduta del nuovo Consiglio Comunale di Santa Margherita Ligure. 5 i punti all'ordine del giorno, tra i quali il giuramento del sindaco e la nomina dei componenti di giunta. Per quanto riguarda la sua squadra, il neo riconfermato primo cittadino Paolo Donadoni ha voluto dare fiducia a coloro i quali lo hanno aiutato nei precedenti 5 anni di amministrazione, confermando tutti i nomi degli assessori. Sentiamo. Squadra che vince non si cambia. Deve essere stato di questo avviso il riconfermato sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni nel comporre la sua nuova giunta. Novità ci sono per quanto riguarda la distribuzione delle deleghe, ma i nomi dei 4 assessori che andranno a comporre la squadra di governo sono gli stessi scelti 5 anni fa dal primo cittadino. Il consigliere più votato di Santa Margherita Ligure in questa tornata elettorale, Emanuele Cozio, è stato riconfermato alla carica di vice sindaco. Per lui le deleghe dei servizi alla persona, giovani, famiglia e terza età, alla protezione civile, al volontariato e un incarico speciale legato alla messa in sicurezza del porto. All'assessore Valerio Costa le deleghe invece a bilancio, tributi, patrimonio, alle imprese, al commercio, alle attività produttive e incentivi all'occupazione locale e infine all'agricoltura, pesca e prodotti tipici locali. Riconfermata anche l'assessore Linda Peruggi, per lei deleghe agli impianti sportivi, l'urbanistica, al demanio e un incarico speciale, ovvero quello della predisposizione del piano urbanistico comunale. A completare la squadra degli assessori Beatrice Tassara, a lei andranno istruzione, i servizi bibliotecari, i rapporti con le associazioni, la valorizzazione dell'artigianato, le pari opportunità e un incarico speciale, la valorizzazione di Villa Durazzo. Il sindaco Paolo Donadoni si è tenuto per sé le deleghe all'ambiente, allo sviluppo ecosostenibile, la cultura, la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, la promozione turistica, il marketing territoriale e i grandi eventi. E ancora sicurezza, lavori pubblici, edilizia privata, mobilità e parcheggi, semplificazione amministrativa e innovazione tecnologica. A completare il quadro delle deleghe, gli incarichi che saranno affidati ai restanti consiglieri di maggioranza: Rino Bosi, Franco Cesare Fati, Patrizia Marchesini e Arianna Sturlese. Incarichi speciali infine anche per lo staff del sindaco, composto da Nicolò Cendac, Myron Delfino, Nicola Reinusso e Giovanni Moras. Un contributo di 150.000 euro per il 2019 a favore delle farmacie disagiate, rurali e non, per garantire una distribuzione sempre più capillare su tutto il territorio regionale. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità Sonia Viale, ha approvato oggi la delibera che prevede lo stanziamento delle risorse a favore di Alisa per il successivo trasferimento alle ASL. La delibera riguarda le farmacie a basso fatturato che abbiano realizzato un volume d'affari non superiore ai 150.000 euro, indipendentemente dal comune o dal centro abitato in cui si trovano. L'ammontare del singolo contributo dipende dal numero delle richieste pervenute e dal periodo e orario di effettiva apertura dell'esercizio. Voltiamo pagina per poter consolidare la struttura della cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari e restaurarla in profondità. Occorre che tutto il territorio si faccia parte in causa. Un primo passo in questa direzione è stato compiuto nel corso di un incontro che si è tenuto nei locali del seminario, a cui hanno partecipato i rappresentanti di enti e istituzioni del Tigullio. L'obiettivo è quello di fare un lavoro comune per sensibilizzare la popolazione locale e a sostenere i lavori di restauro dell'edificio, segno identitario per tutta la comunità. Un primo passo di sostegno alla cattedrale. Mi pare che questa mattina sia stato fatto e quello che è emerso è quello che mi ha reso anche fiducioso, è la buona disponibilità di tutti i partecipanti. Si è capito, direi quasi dandolo per scontato, no? L'importanza dell'attenzione che è dovuta alla cattedrale dal punto di vista culturale, religioso, sociale, turistico, no? E in questo senso qua si è visto la disponibilità, la comprensione da parte di tutti i partecipanti. L'idea è quella di rivederci e di pensare un gruppo lavoro. Dopo le feste di luglio, no? Vedremo di mettere in piedi delle proposte, delle opportunità per dare conoscenza, concretezza, diciamo, economica, per fare il lavoro che abbiamo cominciato a fare, cioè mettere insieme tutto quello che è necessario perché la cattedrale torni nel suo, per quanto è possibile, splendore.
La cattedrale, al di là della fede di ognuno di noi, rappresenta un bene di tutta la comunità. Per cui siamo partiti da questa riunione interlocutoria e ci siamo prefissati un ulteriore incontro dopo le festività di luglio per istituire un comitato tecnico per sensibilizzare la popolazione su questo tema. È stato un buon inizio, anche se è un momento difficile, però questo cuore che diceva lei Sindaco mi sembra che si sia respirato questa mattina con i presenti. La crisi economica si riflette anche in parte sugli istituti di credito, alcuni presentano dei momenti di difficoltà, però da oggi si è percepito la sensibilità. Soprattutto per divulgare la notizia attraverso i propri clienti. Esatto, vi sono anche dei benefici fiscali sia per coloro che faranno delle donazioni come persone fisiche ma anche per le imprese. Contiamo con un'efficace comunicazione di sensibilizzare e ottenere il risultato che la nostra cattedrale ottenga finalmente il restauro che merita. Sono anche stato in contatto col Ministero dei Beni Culturali e anche alla sovrintendenza per sollecitare tutti questi interventi unitamente a un consigliere regionale. Prosegue la preparazione della solennità di Sant'Antonio al santuario di via San Francesco a Chiavari. Domani, vigilia della festa, a partire dalle 16 sarà possibile celebrare il sacramento della riconciliazione. Alle 17:30 sarà celebrata la messa. Seguirà la benedizione e la distribuzione del pane di Sant'Antonio. Giovedì 13 giugno, festa del Santo, alle 11 la messa presieduta dal Vescovo. Nel pomeriggio alle 16:30 l'affidamento dei bambini al Santo, la benedizione dei gigli e la processione lungo le vie del quartiere. Alle 17:30 la messa celebrata dal sacerdote novello Don Alessandro Cavallo. Alle 21 la messa per tutti i benefattori del santuario celebrata da Don Pino Carpi, a seguire il concerto del piccolo ensemble dei frati del corpo bandistico Città di Lavagna. E le opere di arte contemporanea di Ester Pasqualone da domenica si possono ammirare nella Basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno. È il preludio di un'esposizione più articolata che si terrà a settembre e riguarderà gli altri luoghi sacri di origine medievale del territorio. Vediamo. Ovvero dono, il percorso artistico che si concretizza nell'installazione di opere d'arte contemporanea in alcuni luoghi sacri di origine medievale del Tigullio ha avuto il suo preludio con l'inaugurazione dell'esposizione nella Basilica dei Fieschi, che resterà allestita fino al 28 di luglio. Ester Pasqualoni, artista di origine romana, tigullina d'adozione, ha realizzato queste opere con l'intento di far dialogare materia e luce, inserendo alcune parole in braille per permettere la fruizione dell'opera d'arte anche da parte di chi non la può vedere direttamente. È un percorso di arte contemporanea nel quale io creo delle installazioni con le mie opere che siano in dialogo di valorizzazione reciproca fra l'opera e il luogo. Abbiamo pensato di donare, come dice il titolo della mostra, Donum, alle persone, alla comunità, un momento contemplativo, introduttivo, con un brano musicale di Arvo Part, dal nome Spiegel im Spiegel. L'arte contemporanea a me piace molto perché viviamo nell'oggi e quindi non possiamo non guardare quello che succede oggi, ed è interessante proprio perché le opere di oggi e l'opera di ieri, possiamo dire, si rispecchiano a vicenda e si valorizzano a vicenda in una dimensione concettuale che è molto forte sia nelle opere contemporanee ma anche molto forte nella struttura architettonica antica. Il percorso di Donum toccherà poi a settembre i 5 monumenti religiosi di origine medievale del parco di Portofino, tutti raggiungibili a piedi in un percorso che ingloba la natura nell'esperienza artistica. L'arte è una soglia, lo sappiamo, verso l'invisibile, verso lo spirituale, ed è qualcosa che ci permette di godere, diciamo in senso estetico, in senso intimo, anche più spirituale, dei luoghi nei quali l'opera viene collocata.
Andiamo alla cronaca, andiamo sul sito di ANSA Liguria per una notizia che ci porta a Santo Stefano d'Aveto. I carabinieri forestali hanno multato per oltre 14.000 euro un uomo di 44 anni perché nel 2018 ha tagliato a raso un bosco a prevalenza di pino nero su una superficie di oltre 3.000 metri quadrati a Borzonasca, in un'area vincolata dalle bellezze naturali. L'uomo era già stato denunciato, ma solo oggi, a distanza di un anno, è stato possibile accertare che il taglio degli alberi eseguito, oltre a non essere in regola, ha anche provocato un danno al bosco. Infatti solo questa primavera è stato possibile constatare la mancata ripresa vegetativa dell'area priva della nuova copertura arborea necessaria alla protezione del suolo. La situazione si è aggravata per l'abbattimento naturale di altri alberi caduti ai bordi dell'area sottoposta a taglio boschivo, probabilmente a causa del vento. L'area dovrà essere ora sottoposta a rimboschimento e ripristino ambientale anche al fine di evitare un potenziale dissesto idrogeologico. Ed è risultato essere luogo di spaccio di sostanze stupefacenti e ritrovo di persone pregiudicate. Per questa ragione il questore di Genova, su segnalazione dei commissariati di Chiavari e Rapallo, ha ordinato la chiusura per 15 giorni di un locale pubblico, il Caffè del Corso, di Corso Matteotti a Rapallo. Il 24 maggio scorso gli agenti di polizia avevano notato alcuni soggetti entrare nel locale e dirigersi nella saletta laterale senza nemmeno fermarsi al bancone, per poi uscire quasi immediatamente. Nella circostanza era stato arrestato un cittadino straniero che spacciava di giorno alla stazione di Lavagna e di notte proprio all'interno del locale rapallese. Qualche giorno dopo gli agenti dei commissariati di Chiavari e Rapallo, durante un'attività antidroga all'interno del locale, hanno rinvenuto della cocaina nascosta dietro il divanetto della saletta secondaria e identificato 8 clienti, tutti pluripregiudicati con condanne specifiche in materia di stupefacenti. Tutto questo senza che i responsabili del pubblico esercizio abbiano fatto qualcosa per impedirlo o denunciarlo, di qui il provvedimento di chiusura per 15 giorni. E 2 persone, un uomo di 62 anni e una donna di 59, quest'ultima con precedenti, sono stati denunciati dai carabinieri per furto in concorso. Nei giorni scorsi, nella zona di Piazza Roma a Chiavari, si sono impossessati della borsa di un'anziana contenente il cellulare, documenti e la somma di 1.000 euro. I militari dell'Arma, dopo alcuni accertamenti effettuati a seguito della denuncia, hanno identificato i 2 ladri che sono stati deferiti in stato di libertà. Notizia che abbiamo letto sul nostro sito teleradiopace.com. Duplice intervento per i vigili del fuoco di Genova nella serata di ieri, il primo in via Bergamini a Sarissola nel comune di Busalla. L'intervento è stato richiesto per la fuoriuscita di fumo da un box. Nella serata poi i vigili del fuoco sono intervenuti in via di Noccol a Genova per l'incendio di un camion compattatore di rifiuti. Per cause in via di accertamento il carico di carta ha preso fuoco. Per poter effettuare il completo spegnimento i pompieri hanno fatto scaricare il materiale a terra, evitando così l'estendersi dell'incendio al camion. Le operazioni di pulizia e bonifica del manto stradale si sono protratte per tutta la notte. E mattinata particolare per i bambini dell'ultimo anno della scuola materna Mazzini di Chiavari. I piccoli, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno fatto visita al commissariato di polizia di Chiavari. Gli agenti della scientifica, della stradale, hanno accompagnato i piccoli nei diversi ambienti per scoprire mezzi e apparecchiature in dotazione. Un momento di formazione e di avvicinamento a chi è impegnato per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Vediamo. Sono persone pronte ad aiutarvi. Che momento è questo per voi? È un momento felice perché tanti bambini ci portano tanta gioia e vediamo la loro curiosità nel guardare le nostre cose, le macchine, i lampeggianti, le attrezzature della polizia scientifica. E poi c'è un po' di approfondimento anche su quello che è la sicurezza stradale in particolare oggi, che vede frequenti fatti gravi che è giusto che i bambini sin da piccoli, magari da dietro, tirando un po' la giacca al papà, possono anche in qualche modo evitare. Come si è svolta la visita questa mattina? Abbiamo dato via libera alla libertà dei ragazzi che hanno potuto girare, salire, come si dice in Ligure, arrabattarsi tra i sedili e le macchine, sulle moto, la centrale operativa, da dove viene coordinata tutta l'attività di controllo del territorio, dove si vedono le immagini di videosorveglianza della città, dell'autostrada, i mezzi di cui siamo dotati. Quindi una bella, credo, un momento piacevole per loro. Importante creare quel clima di fiducia per i piccoli che, soprattutto anche in caso di necessità, sanno a chi rivolgersi, chi cercare.
Certamente oggi è molto facile, ci sono delle istituzioni raccolte sotto il numero che è il 112 e soprattutto c'è l'occasione, specie per i più piccoli che incominciano a usare gli smartphone, i cellulari, eccetera, che oggi sono veramente la prima causa di distrazione e di conseguente possibilità di incidenti anche gravi. Pensando alle nuove tecnologie, anche l'uso responsabile di queste è uno dei temi che la polizia comunque sta portando avanti nelle scuole. Sì, perché ormai questi ragazzi sono molto più precoci di noi. C'è un approccio a volte superficiale e questo in mano a ragazzi spesso può provocare attimi di distrazione, frazioni di distrazione che sono in realtà determinanti nel creare incidenti gravi, spesso a danno di terzi innocenti. Domenica prossima, 16 giugno, torna al servizio Le Valli all'Opera con la vendita dei biglietti che consentiranno ai residenti delle Vallate e del Levante di andare a vedere rappresentazioni al Teatro Carlo Felice di Genova utilizzando il servizio bus dedicato. L'ultimo appuntamento della stagione è con la Madama Butterfly di Giacomo Puccini nell'allestimento del Teatro Astana Opera. L'offerta culturale comprende anche la visita guidata agli impianti tecnologici del Teatro Carlo Felice. I ticket saranno in vendita presso le biglietterie di ATP, gli uffici di Lenti Parco, le Proloco o più semplicemente si possono acquistare online sul sito dell'azienda Trasporti Provinciali. Passeggiando per le vie delle nostre località si saranno sicuramente notati che alcune vetrine sono state dedicate al mondo della radio con dischi in vinile e vecchi apparecchi radiofonici a valvole. Era un modo che i commercianti hanno scelto per festeggiare i 40 anni di Radio Aldebaran, storica emittente commerciale del Tigullio, ultima rimasta tra le radio libere degli anni 70 nel Levante. Vediamo insieme alcune di queste tantissime vetrine a tema. 100 vetrine era il titolo di una fortunata soap opera del passato, ma le vetrine sono state molto più di 100 solo a Chiavari e quasi 200 se si aggiungono alle altre località del Tigullio e dell'entroterra. Vetrine a tema e dedicate ad un emittente del nostro territorio, Radio Aldebaran. La piccola radio libera nata nel 1979 ha compiuto 40 anni. Per una persona ormai questo traguardo è scontato, le aspettative di vita sono ben altre, ma per una piccola emittente di provincia invece è un risultato che ha quasi del miracoloso. In questi 40 anni, infatti, le cose sono completamente cambiate nel mondo dei media. Le altre consorelle, quelle radio libere che nacquero tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli 80, nel Levante Ligure non ci sono più e i loro nomi quasi dimenticati. Radio Tigullio, Rapallo 2000, Levante International, Porticciolo, Eclissi, Antenna Ligure, Quasar, Camogli Stereo, Radio Portofino hanno cessato la loro attività ormai da decenni. Unica che continua le sue trasmissioni è Radio Pace, ma è un'emittente comunitaria nata nel 1990. Aldebaran invece è l'unica radio commerciale della provincia genovese, nata dalla voglia di alcuni ragazzini che frequentavano il convento dei frati a Chiavari di fare qualcosa di costruttivo nel loro tempo libero. Da luogo di ritrovo ricreativo poi è diventato un'azienda, ma senza fine di lucro, infatti ha la forma di cooperativa. Per celebrare questo compleanno è stata lanciata l'idea di dedicare vetrine a tema e grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria dei CIV e soprattutto del grande affetto che circonda l'emittente, queste vetrine sono diventate tantissime il mese scorso in pochi giorni. Maggio infatti era il mese del vero e proprio compleanno di Radio Aldebaran. I negozianti ci hanno messo la loro creatività e l'ingegno e hanno fatto un omaggio sentito e simpatico a chi, senza clamori e particolari pretese, da 40 anni accompagna la vita dei levantini, li informa su quel che accade nel territorio in un'interazione bilaterale che solo lo strumento radiofonico può garantire. Le celebrazioni del quarantennale di Radio Aldebaran non sono ancora terminate. Nel mese di agosto infatti è prevista una grande festa aperta a tutti con tante sorprese. E hanno festeggiato l'anniversario di matrimonio nel luogo dove si erano uniti 50 anni fa. Mario Campodonico e Norma Fugazzi hanno rinnovato le loro promesse nuziali al santuario di Montallegro a Rapallo. Dipendente Eni, lui, infermiera strumentista lei, dalla loro unione sono nate le figlie Loredana e Gabriella. Quest'ultima ha festeggiato a sua volta i 25 anni di matrimonio con Guido Torelli. Per l'occasione le famiglie si sono radunate al santuario di Montallegro. Mario e Norma sono stati circondati dall'affetto dei tre nipoti più un quarto in arrivo. Alle coppie di sposi le felicitazioni da parte di tutto lo staff di Teleradio Pace.
E adesso uno sguardo agli appuntamenti e l'agenda per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 12 giugno. In occasione del Panathlon Day, Rapallo ospiterà varie riunioni ed incontri con delegazioni del Panathlon da tutto il mondo. Gli eventi si svolgeranno durante l'intera giornata a Villa Quairolo. Il Museo Diocesano di Arte Sacra, in piazza Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, è aperto alle visite dalle 10 alle 12. Nella sede UI Lab, alcuni studenti di ingegneria informatica, computer science e robotica engineering dell'Università di Genova presenteranno i loro progetti in un contest di start-up. L'inizio è alle 14:30 in via Gagliardo a Chiavari. La sezione di Lavagna della Croce Verde Chiavarese organizza un ciclo di corsi di primo soccorso rivolti a tutta la cittadinanza. Il primo appuntamento dalle 20:30 nella biblioteca di Lavagna e si parlerà di patologie cardiache. La compagnia di teatro dialettale Quelli della Volta porterà in scena lo spettacolo Onesti se nasce, furbi se diventa, alle 21 nei giardini pubblici di via Piani a Cadasco. L'ingresso è libero. Siamo alla pagina dello sport, iniziamo con le bocce. Si è disputato a Chiavari il campionato italiano a coppie categoria A specialità volo. L'evento è stato organizzato dall'associazione bocciofila chiavarese per celebrare i 100 anni dalla fondazione e ha portato in città alcuni nomi di spicco della specialità, oltre ad un nutrito pubblico che ha seguito le 2 giornate di gara. Sabato le eliminatorie, domenica le finali. Come era nell'attesa, la competizione ad eliminazione diretta è stata appassionante e incerta fino all'ultimo. La classifica finale: Simone Ariaudo e Enrico Barbero si sono laureati campioni d'Italia. Alessandro Longo e Simone Nari, medaglie d'argento accomunate nel lungo applauso dei presenti. Ai vincitori, oltre alla Coppa della Federazione e medaglie, è andato il trofeo Memorial Agostino Caviglia, consegnato loro dal presidente dell'associazione Bocce Chiavarese, Fausto Podestà. Dietro le quinte, come al solito, a coordinare e a far sì che la macchina organizzativa funzionasse al meglio, Antonello Solari, direttore tecnico dei Verdeblu chiavaresi. Ed è stata premiata in comune a Chiavari la formazione giovanile della Virtus Entella, che ha vinto il trofeo Beretti e la Supercoppa di categoria. Il sindaco Marco Di Capua, insieme al consigliere delegato allo sport Davide Cesaretti, ha consegnato una targa di riconoscimento alla squadra allenata da Giampaolo Castorina, accompagnata da Sabina Croce, presidente dell'associazione Entella nel Cuore. Ci siamo ripresi sul campo il nostro posto. Ricordo che abbiamo ancora una leva in corsa per il proprio campionato e che anche i nostri ragazzi disabili hanno vinto il loro, quindi quest'anno abbiamo proprio vinto tutto e quindi sì, è l'anno dell'Entella. E a coronamento di questi mesi importanti e indimenticabili, che valore ha questa giornata con la premiazione in comune? Quello che dicevo prima al sindaco, la premiazione in comune sottolinea e rimarca il fatto che l'Entella gioca per il suo territorio, l'Entella gioca per Chiavari e gioca per creare nei chiavaresi e in coloro che vivono qui intorno su questo territorio un maggior senso di orgoglio, di autostima e di importanza territoriale. Sindaco, un campionato che ha visto la prima squadra vincere il proprio girone e una primavera, una Berretti, primeggiare nel suo. Questa testimonianza del lavoro svolto e del fatto che il nome di Chiavari continua a girare per l'Italia. È un valore aggiunto il settore giovanile della Virtus Entella, che permette a una società che ha un pubblico non numeroso, una cittadina di 27.000 abitanti, di stare con bilanci in regola, con rispetto delle regole in Serie B, che è una cosa eccezionale. Quest'anno sono rimaste indietro società che hanno un pubblico quasi da Serie A e questo va merito alla dirigenza, agli allenatori, alla proprietà, che è anche importante il messaggio che devono avere questi ragazzi della Beretti, che nonostante quello che è successo l'anno scorso alla prima squadra, dove con carte bollate e non sono state rispettate nessuna regola né di tipo di societario, fiscale, ma perseverare, conseguire i propri obiettivi è importante e si raggiungono poi, basta avere la buona volontà e perseverare. Per cui questo è importante per questi ragazzi giovani della Beretti, per la loro vita futura e la loro carriera.
Questo pomeriggio la squadra Beretti dell'Entella si è recata in visita all'Istituto Giannina Gaslini di Genova per condividere questa grande impresa. La visita della squadra allenata da Castorina segue di qualche mese quella avvenuta lo scorso febbraio dalla prima squadra di mister Boscaglia, che in questa stagione ha giocato con il logo delle Gaslini sulla maglia, prima e unica società a farlo. L'obiettivo è quello di sostenere attivamente un'eccellenza del territorio, portando ai bimbi tanti sorrisi e qualche gradito dono. E dopo aver ufficializzato l'arrivo del centroboa ungherese Barbara Buica e dell'attaccante Ursula Gitto, prosegue il mercato della Rapallo pallanuoto con un nuovo annuncio. Da Milano insieme a Gitto arriverà a Rapallo anche Svetlana Kuzina, attaccante russa classe 1993 che in precedenza ha militato anche tra le fila di Messina e Cosenza. Siamo felici di annunciare l'arrivo a Rapallo di Kuzina, altra giocatrice d'esperienza che porterà qualità all'interno di una rosa che vogliamo rendere sempre più competitiva. È il commento del presidente della Rapallo Pallanuoto, Enrico Antonucci. E lo sport chiude questa edizione di Tigullio oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. Continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.